Abbiamo qui con noi il senatore Felice Casson. Perché ci sono tanti casi a livello locale, a livello nazionale che conosco, di persone per le quali non aveva alcun senso, alcuna motivazione di fare politica, di cambiare vita, di mettersi proprio, tra virgolette, di rischiare. Eppure l'hanno fatto per fare qualcosa di diverso, per dare qualcosa di positivo. Allora teniamo assieme testa e cuore, facciamo politica con cuore, però teniamo ben presenti i contenuti, sempre in senso lato nella politica, ma anche in questo caso concreto. Non ragioniamo di rinnovamenti, rottamazioni, se non nel senso dovuto ovviamente, perché allora se devo ragionare in quest'ottica devo dire io sono più bimbo della politica rispetto sia a Renzi che alla Puppato, perché adesso ho cominciato. Non è un problema di età, è un problema di testa, di cultura, di disponibilità, di apertura di dialogo. Io conosco in Parlamento persone anziane, oltre gli 80 anni, ancora presenti a loro stessi in maniera assoluta, capacissime di fare, ricordo Sergio Zavoli, l'intervento l'altro giorno in Senato sulla diffamazione, roba che ti prende anche dentro, dalla carica emotiva e di cuore che hanno queste persone. E conosco dei giovani, giovanissimi, appena arrivati, anche alla Camera, anche nostri, che sarebbero da prendere e buttare in canale, come diciamo a Venezia. Ci sono. Guardate, non è un problema di età. Riconosciamo il... Fiorito era giovane della politica. Appunto, non c'entra. Io non vado in casa d'altri, cerco di ragionare, di fare anche autocritica nostra. A maggior ragione in quei casi come Fiorito, quei delinquenti, perché sono delinquenti come Fiorito. Allora cerchiamo di tenere assieme cuore, passione, contenuti, anche in questo caso di vedere chi ci dà possibilità di arrivare in fondo a questa strada, perché questa è una prima tappa, questa delle primarie, che dovrà portarci al governo del paese. Chi ci dà maggiore forza, convinzione possibile, chi vediamo bene lì, in sintesi, quello che diceva all'inizio.